Io mi chiamo Lia Lavezzi e lavoro all'INFN, la sezione di Torino, al centro di calcolo. Vengo dalla fisica delle alte energie, sono laureata e dottorata in fisica e ho studiato a Pavia e ho lavorato sull'esperimento Panda, che è un esperimento che si farà in Germania. Poi mi sono trasferita a Torino, dove ho iniziato a lavorare sull'esperimento BESS-3, che è un esperimento in presa dati all'Institute of High Energy Physics di Pechino. Quindi mi sono trasferita all'estero, proprio a Pechino, per continuare a lavorare in BESS-3 e poi sono tornata a Torino. Quindi appunto ho lavorato prevalentemente su rivelatori di tracciamento di particelle cariche, sia più tradizionali come gli ISRO-tube di Panda, sia più innovativi come i Micropattern Gas Detector per il tracciatore di BESS-3. Ho lavorato soprattutto nel software, sia simulazioni Monte Carlo sia algoritmi di ricostruzione delle tracce cariche all'interno degli esperimenti. Il progetto Einstein Telescope mi ha da subito affascinato, mi è sempre piaciuta la parte di astrofisica, astronomia, tutto quest'ambito che studiava il cosmo, eccetera. Fin dall'università mi ricordo che ero rimasta affascinata dall'idea dell'esperimento Virgo, con questa elevatissima precisione nelle misure che doveva fare, solo che poi appunto avevo intrapreso la strada della fisica delle particelle, anche perché appunto avevo studiato a Pavia non c'era il gruppo di Virgo e quindi ero andata a finire sulla fisica delle particelle. Quindi adesso poter cambiare strada e tornare invece sulla fisica gravitazionale, soprattutto in questo momento dove si iniziano a fare così grandi scoperte, ogni poco tempo c'è una nuova misurazione che viene fatta e si vedono cose nuove, e su un esperimento come l'Einstein Telescope, che porterà appunto a una precisione assoluta queste misure, è qualcosa che mi incuriosisce molto e sono molto felice di essere parte di questo esperimento. Io appunto sono del centro di calcolo di Torino, quindi parteciperò a quello che è il progetto che include il mio gruppo. Il mio gruppo ha come incarico di costruire un cluster di calcolo per il technology tracking, quindi costruiremo un'infrastruttura con una serie di macchine di carattere molto eterogeneo, quindi CPU, GPU e processori diversi o macchine con elevata RAM, eccetera, per testare quali sono le tecnologie che effettivamente serviranno e daranno migliori risultati se applicati al calcolo dell'Einstein Telescope, anche proprio per definire il computing model dell'Einstein Telescope stesso. In parallelo, in questo momento, sto installando un server Rusio a Torino, dove Rusio è un sistema di distribuzione dei dati che deve essere testato per vedere se è possibile applicarlo appunto alla distribuzione dei dati dell'Einstein Telescope, ma già adesso viene utilizzato per la distribuzione dei dati nei grandi esperimenti di LHC.